Buongiorno a tutti amici del futsal, bentornati qui dal palazzetto di Bellaria Igea Marina, pronti a vivere questa partita tra le due rappresentative di Veneto e Umbria, valida per l'Under 15 come categoria. Vedete le squadre che sono pronte a disporsi in campo. Umbria in divisa blu, mentre il Veneto in divisa amaranto. Andiamo con la lettura delle formazioni partendo proprio dal Veneto. Col numero 1 Pietro Buon, col 2 Olivotto, col 3 Jeong, col 4 Baccarin, col 5 De Faveri, col 6 Recchia, con il 7 Omrane, col 8 Perazzetta, col 9 Cecchin, col 10 Luca, con l'11 Savarino e col 12 Ballerini. Per l'Umbria invece con l'1 Ficola, col 2 Anselmi, col 3 Bonucci, col 4 Girolami, col 5 Giurschi, col 6 Lavagnini, col 7 Luca, con l'8 Napolini, col 9 Nesta, con il 10 Porzi, con l'11 Ricci, col 12 Leoncini. L'allenatore per l'Umbria il signor Pallozzi, per il Veneto invece il signor Resner. Le squadre stanno disponendo in campo. Ci sarà il minuto di raccoglimento per la recente morte di Papa Francesco. Dirige l'incontro il signor Vagnini della sezione di Ravenna e il cronometrista Calzone Davide, sempre della sezione di Ravenna. Vi ricordo anche che questa sera ci sarà TDR Show alle ore 20, lo speciale sul torneo delle regioni con tanti ospiti e soprattutto le novità per quanto riguarda il torneo delle regioni, che sempre più ogni giorno si sta avvicinando a questa conclusione e alle finali dell'1 maggio, quindi vi aspettiamo questa sera alle 20 su TDR Show. Pochissimi istanti e il match tra Veneto e Umbria inizierà. Ricordiamo il Veneto in divisa amaranto qui sulla destra, Umbria in divisa blu sulla sinistra. Ecco qui che inizia l'incontro con il possesso da parte degli ospiti. Adesso sbaglia le misure del passaggio, il possesso torna ai padroni di casa da calendario che sono il Veneto, che girano già provano a creare un'azione con il proprio capitano, il signor Beccarin, che ha provato a scambiare direttamente con Perazzetta. Vanificata l'azione da parte del Veneto e ora possesso che torna all'Umbria con il rilancio a cercare la propria punta Luca con il numero 7. Adesso pressing sempre sul capitano Beccarini che allarga dalle parti di Luca. Avremo due Luca, uno per il Veneto e uno per l'Umbria, uno con il numero 10, quello per il Veneto, l'altro con il numero 7 per l'Umbria. Luca non riesce a intercettare, non riesce a fare il velo
Omrane. Adesso possesso che torna in favore dell'Umbria, che rischia qualcosa con il proprio numero 8 Napolini. Adesso conclusione sventata da parte del numero 10 dell'Umbria. Adesso muove in qualche maniera Lavagnini, che ha provato a inserirsi in mezzo alla difesa umbra, che ricomincia la propria azione, la propria costruzione, sempre affidandosi al capitano Beccarini, che ora gira palla verso Luca dopo essere passato per Omrane. Luca rischia forse qualcosa, ma riesce ad allargare per Lavagnini, che cerca in profondità Beccarini. La conclusione di Perazzetta, ma trova un attento Ficola che riesce a sventare il tentativo di andare in porta del numero 8 del Veneto. Punteggio che rimane quindi sullo 0-0. Guadagna intanto una rimessa laterale Anselmi, che adesso gira palla sempre verso Lavagnini, che va dalle parti di Napolini. Prova il rilancio il numero 8, pallone che arriva tranquillamente tra le braccia di Leoncini, tra le braccia di Ballerini, scusate, il portiere del Veneto. Muove ora la manovra la squadra Amaranto. Omrane rischia qualcosa, riesce comunque probabilmente a guadagnare la rimessa laterale. Infatti possesso che torna al Veneto sempre con Omrane, che gira da Beccarini, che torna dal Luca. Il colpo di testa di Omrane, tentativo di sponda a cercare Perazzetta. Pallone che torna in possesso adesso dell'Umbria. Prova in qualche modo Napolini scambiare con Anselmi. Possesso che torna al Veneto. Beccarin, numero di Omrane intanto sulla fascia laterale, non riesce però a riconquistare il pallone. Ottima la copertura in questo caso del numero 4 dell'Umbria, Girolami. Sbaglia però invece Anselmi le misure del passaggio, recupera palla il Veneto, lo riconquista. Ancora Anselmi che lotta contro Perazzetta, conquista la rimessa laterale. Il Veneto rimane in zona d'attacco. Prova ancora Perazzetta creare un'azione offensiva, sempre da rimessa laterale. Propone Baccarin, torna indietro invece dalle parti di Luca. Gira il numero 10 con il proprio numero 8. In qualche modo il tentativo di sponda di Baccarin. Luca difende il pallone, subisce fallo, trattenuta da parte di Lavagnini. Ha provato anche la giocata veloce il Veneto, si prenderà quindi con il calcio di punizione nuovamente. Prova Luca ad accentrarsi, scambia con Omrane. Tentativo di andare in porta di Omrane, trova la schiena, quella di Girolami, pallone che viene poi raccolto dal portiere Ficola. E ora prova in qualche modo l'Umbria a uscire dal proprio metacampo, non ce la fa. Attacca adesso il Veneto. Ci ha provato Perazzetta, fuori di un nulla. Il tiro centrale sì, ma di poco sopra la traversa, che ha impensierito non poco il portiere ospite, in questo caso l'Umbria. Possesso ora che ritorna al Veneto dopo
che l'Umbria ha provato a ritornare in attacco. Adesso la manovra di Luca che sbaglia l'appoggio e regala palla ad Anselmi, ma è fondamentale home run per riconquistare il possesso. Ora prova a trovare lo spazio il Veneto con un run, ci prova di prima intenzione Luca a servire il proprio home run, alza il pallone ma impreciso il tentativo del numero 10 del Veneto. Azione che adesso ricomincerà da rimessa laterale in favore dell'Umbria, con Anselmi che va dalle parti di Napolini, va dalla Lavagnini, provano a scambiare Lavagnini e Anselmi. Si era proposto anche Girolami qui nella fascia laterale sotto la nostra postazione. Adesso ricomincerà quindi l'azione con rimessa laterale in favore del Veneto, che adesso riconquista il pallone, prova a rilanciare il proprio numero 9 che è entrato al posto di Umrane, ci ha provato Keckin. Ora avanza il numero 8, provato a inserirsi per Assetta, pallone che arriva invece tra le braccia del portiere dell'Umbria e ora può ricominciare. Tentativo di rilancio, ci mette il suo, il Keckin nel tentativo di rilanciare, la tiene in campo, attenzione, la tiene in campo per Assetta, lotta ancora l'Umbria in zona d'attacco, ci ha provato a rimetterlo in gioco Recchia, pallone che va sul fondo, tentativo di rilancio del portiere dell'Umbria, Ficola, cercare la propria punta, sarà calcio di punizione, uno spintone punizione interessante per l'Umbria da una buona posizione, potrebbe andare direttamente alla conclusione o cercare anche uno schema. Si sono posizionati bene i propri componenti della squadra, probabilmente andrà direttamente in porta vedendo un attimo la posizione del giocatore. È una finta, è uno schema, prova adesso il tentativo di Gurski, chiude bene Ballerini, chiude bene la porta Gurski, punteggio che quindi rimane sullo 0-0. Per ora un'occasione per parte dopo praticamente 5 minuti di gioco, siamo al quinto del primo tempo, mancano 10 minuti alla fine, ancora 0-0 tra Veneto e Umbria. Calcio di punizione adesso nella metà campo dell'Umbria, probabilmente sarà un ulteriore schema stavolta dalla parte Amaranto, posizionati sul pallone il numero 6 Recchia e il numero 11 Savarino. Nel frattempo sentite anche il pubblico del Veneto pronti a incitare. Azione conclusa sul fondo, quella del Veneto. Si riprenderà quindi con il possesso in favore dell'Umbria. Tentativo di rilancio a cercare Girolami, pallone che esce, sarà rimessa laterale sempre con Anselmi che va dalle parti di Napolini, cercare la profondità, interviene in qualche modo Savarino, possesso che però viene riconquistato dall'Umbria, sarà rimessa laterale in favore del Veneto qui sotto la nostra postazione. Jeong va dalle parti di Savarino che prova a costruire il gioco, ritorna da Jeong che si accentra allo spazio per concludere, di poco sul fondo, esce alla sinistra di Ficola, ci ha provato il Veneto dalla distanza. Rilancio
di Pietro Bon a cercare proprio Chechin, che si è affidato, ha fatto sponda verso Recchia. Possesso che ritorna all'Umbria, adesso prova il numero 10 che perde però l'attimo. Perde l'attimo Porzi, che ha provato ad andare sul fondo in solitaria. Se la porta letteralmente fuori il pallone, non riesce a controllarlo e ritorna in possesso di Pietro Bon. Tanto lancio verso e c'è la rete! La rete del Veneto che sblocca il match con Recchia su assist di Chechin, che trova una perla, una verticalizzazione e imbuca il portiere ospite, che in questo caso è dell'Umbria. 1-0 Veneto. Ora l'Umbria si deve nuovamente riproporre in attacco come stava facendo pochi minuti fa. Adesso il rilancio a cercare di nuovo Porzi. Rimessa laterale in questo caso per l'Umbria con Gurski. Anselmi che cerca proprio Lavagnini, rilancio a cercare Porzi, che è bravo a difendere il pallone, torna indietro, può costruire ora l'Umbria. Ottimo intercetto a parte Jeong, che si è autolanciato verso la porta. Pallone che torna di nuovo in possesso dell'Umbria con sempre il numero 10 Porzi, che si affida a Lavagnini. Ancora Porzi che prova il tentativo della distanza, guadagna comunque una rimessa laterale. Tentativo dalla distanza di Gurski, non prende il palo, prende la bottiglietta letteralmente di fianco al palo, difeso da Pietro Bon. C'è stata anche una deviazione, quindi si riprende da calcio d'angolo. Attenzione a Porzi che si accentra, va dalle parti di Gurski, tentativo per servire lateralmente il proprio compagno. Nesta, rimessa laterale per il Veneto già battuta, ora gestisce con Olivotto che serve De Faveri. Baccarin ancora Olivotto servito nuovamente, va dalle parti di Omrane. Tentativo di rilancio di Baccarin a cercare Omrane, interviene, pallone che arriva in qualche modo Olivotto, tentativo col destro a cercare l'incrocio dei pali. Veneto ancora vicino al gol, in questo caso il gol del 2-0. Pallone che è uscito, quindi si riprenderà con una rimessa laterale proprio in favore del Veneto, ancora con Morrane che prova a inserirsi, tentativo sulla fascia, viene fischiato il
Comunque viene iniziato il fallo che c'è stato effettivamente in ritardo l'intervento da parte di Nesta su De Faveri. Adesso possesso che comunque rimane a favore dell'Umbria. Ha provato proprio Lavagnini cambiare lato, a cercare proprio sulla fascia Girolami. Ora muove e gestisce il Veneto con Baccarin. De Faveri sempre a cercare Olivotto, che prova a cambiare a sua volta lato dalle parti di Baccarin, pallone che esce, rimessa a terrare in favore dell'Umbria, che ora può gestire con Gurski. Nesta a cercare nuovamente Lavagnini, che prova la giocata e rientro con la suola. Gurski recupera palla, può lanciarsi, interviene in qualche modo De Faveri, commette però un'irregolarità, quindi sarà calcio di punizione. Questa volta leggermente più lontana dalla porta, difesa da Pietro Bon. Sempre Gurski sul pallone, vediamo se effettuerà ancora uno schema oppure se andrà direttamente in porta. Allarga da Girolami, che prova a guadagnare spazio. Tentativo del numero 4 dell'Umbria sul fondo. Ora Pietro Buono a lanciare subito Omrane, che prova a stoppare ma non riesce. Controllo impreciso, rimessa e possesso che torna in favore dell'Umbria. Altro passaggio però che col pallone che esce va al di là della linea laterale, e rimessa già battuta e in controllo adesso del Veneto. Ricordiamo, in situazione di vantaggio il Veneto 1-0 grazie al gol di Recchia al 7° del primo tempo. Adesso mancano 6 minuti alla fine del primo tempo. Ricordiamo, Veneto 1, Umbria 0. Veneto ancora propositivo, perde nel frattempo uno scarpino il numero 2 del Veneto, Olivotto. Gioco momentaneamente fermo. Pallone restituito all'Umbria, adesso con Baccarin che cerca Omrane, scambio 3-2, Baccarin! Ci ha provato il numero 4. Uno scambio interessante da Baccarin Omrane. Adesso time out per l'Umbria. Tentativo di l'Umbria di verticalizzare, possesso che viene adesso gestito dal Veneto, sempre con Luca a cercare Olivotto. Restituisce palla al numero 10 che allarga le parti di Baccarin.
Ancora Luca a cercare Omrane, controllo ad orientare sulla fascia laterale, ma non riesce nell'aggancio. Possesso che torna quindi all'Umbria, gestisce ora direttamente col portiere Ficola che tenta il rilancio a cercare Girolami. Pallone che finisce direttamente in rimessa laterale, che verrà battuto adesso da Olivotto su Baccarin. Scambiano i due, Olivotto prova, ecco, infatti a cambiare lato, ad andare da Luca, prova a sfondare sulla fascia laterale. Sarà rimessa per il Veneto. Nel frattempo è ritornato in campo Savarino. Omrane, altro stop sbagliato dal numero 7. Adesso tentativo subito di verticalizzazione. Girolami con la punta, la deviazione! Il palo colpito da Girolami dopo la splendida chiusura da parte di Pietro Bon. E poi scheggia il palo sul rimpallo sempre di Girolami. Vicinissimo al pareggio l'Umbria. Ora in attacco il Veneto. Tentativo di Recchia, devia fuori aria il portiere dell'Umbria Ficola. Adesso possesso ancora in favore del Veneto. Ha provato nuovamente la verticalizzazione Checchin. Pallone recuperato dal Veneto, a sua volta recuperato da Luca. Ancora uno scambio tra Luca e Recchia. Ci prova adesso il numero 11 Savarino. Pallone sopra la traversa. 4 minuti al termine del primo tempo, ancora 1-0 in favore del Veneto. Tentativo di sponda da parte dell'Umbria e va alla conclusione! E il raddoppio del Veneto. Il raddoppio del Veneto con il proprio numero 9 Checchin, che trova una fortunosa deviazione. Se non sbaglio si tratta della deviazione di Napolini che inganna Ficola e finisce direttamente in porta. Nel momento migliore dell'Umbria viene il raddoppio dei padroni di casa del Veneto, che sono ancora in possesso. Tentativo di rilancio di Pietro Buona a cercare Luca, prova a girarsi, pallone sul fondo, c'è la deviazione di Anselmi. Se ne riprenderà quindi con un calcio d'angolo. Cercare dietro direttamente Checchin che ci riprova, risponde presente Ficola. Ancora manovra da parte degli Amaranto. Savarino perde palla, viene restituita a Porzi che prova in qualche modo un'azione solitaria. Gestione ancora per il Veneto, sempre con Savarino. Si propone Checchin che va dalle parti di Luca. Tentativo di Checchin di verticalizzazione a cercare il proprio numero 6 Recchia. Pallone che viene raccolto da Ficola. Tentativo di nuovo di verticalizzazione a cercare Porzi. Possesso che torna al Veneto, sempre con Luca. Indietreggia dalle parti di Recchia. Sbaglia qui le misure del passaggio Recchia a cercare di nuovo Luca. Adesso gestisce l'Umbria. Nesta per Porzi che controllo preciso, prova di nuovo ad andare in solitaria e vicinissimo Porzi che in un fazzoletto trova la conclusione verso la porta ad incrociare. Esce di pochissimo alla destra di Pietro Bon che adesso rilancia a cercare proprio Checchin.
l'ultima deviazione proprio di Porsi, quindi rimessa laterale in zona offensiva per il Veneto. Ancora Chechin, finta al tiro, pallone che arriva direttamente a Luca, prova ad andare sulla fascia laterale e a servire Baccarin! Vicinissimo al tris il Veneto. Ancora verticalizzazione per Porsi, prova a difendere il pallone, lo raccoglie Anselmi che prova ad andare sulla fascia sinistra. Se la porta però al di là della linea laterale. Rimessa per il Veneto. Ancora con Baccarin verso Luca, torna indietro dal proprio capitano, verticalizza a cercare Chechin, la sponda verso Luca che prova ad andare a conclusione, sventa tutto Anselmi, possesso che ritorna adesso in favore dell'Umbria. Ancora Anselmi a cercare Nesta, di nuovo Anselmi che sventa l'azione offensiva del Veneto, ma che rimane comunque in controllo e in gestione della partita. Adesso prova in qualche modo a cercare Recchia, pallone troppo lungo e finisce direttamente sul fondo. Ancora cercare Porsi che scivola, Veneto in attacco con Recchia che prova un tiro cross deviato da Bonucci, calcio d'angolo quindi già battuto con il tentativo dalla distanza ancora di Chechin, colpisce stavolta male col piattone, corpo all'indietro, pallone che finisce sopra la traversa. Ancora cercato Porsi in profondità, va di fisico in progressione sulla fascia, ci mette il piede Chechin, sarà rimessa laterale in zona offensiva per l'Umbria. Ci prova direttamente da rimessa laterale su assist di Bonucci, ci ha provato Porsi, stavolta fuori misura il suo tentativo. Gestisce ora Omrane, tentativo e trova una grandissima rete il Veneto con Omrane, ancora lui dalla distanza pesca l'angolo giusto e insacca, palo gol, ed è il tris per il Veneto a 38 secondi dalla fine del primo tempo. Poker nel giro di pochi istanti da parte del Veneto. L'Umbria in difficoltà in questo momento, nel giro di 20 secondi ha subito 2 reti, adesso è 4-0 per il Veneto. Pochissimi secondi al termine. Manovra adesso l'Umbria che perde di nuovo il pallone in netta difficoltà, adesso la formazione in divisa blu e finisce qui il primo tempo. Nel frattempo confermo che la quarta rete è stata realizzata dal numero 8 del Veneto, Perazzetta, e adesso si va all'intervallo. 4-0 per il Veneto.
Tornati qui dal palazzetto di Bellaria e Giammarina, pronti a vivere questo secondo tempo tra Veneto e Umbria. Ricordiamo Veneto in divisa amaranto, Umbria in divisa blu. E ricordiamo anche il punteggio 4-0 per il Veneto, che adesso gestisce il possesso del pallone. Altro tentativo di rilancio. Vi ricordo mentre anche che questa sera alle ore 20, sempre sul canale della Lega Nazionale Dilettanti, ci sarà TDR Show con ospiti e approfondimenti per quanto riguarda il torneo delle regioni, soprattutto per i prossimi giorni che seguiranno proprio lo sviluppo del torneo. Nel frattempo possesso del Veneto, vanificato dal rilancio di Pietro Buon direttamente in rimessa laterale nella metà campo difesa dall'Umbria. Va ora Porzi nel tentativo di scaricare su Anselmi, rimessa laterale qui sotto la nostra postazione, battuta, e gestisce ora l'Umbria per trovare spazi direttamente con Anselmi. Rilancio a cercare Olivotto. Gestisce ora Ballerini, che va dalle parti di Jeong. Tentativo di rilancio di sponda di Omrane a cercare proprio Orecchia. Possesso che ritorna in favore dell'Umbria, che perde il controllo del pallone. Adesso sarà rimessa laterale sempre con Orecchia a cercare Jeong. Baccarin a cercare Omrane, che prova a saltare il numero 8 dell'Umbria, Napolini. Rilancio ora di Napolini, controllo di Omrane, difende ora la sfera, prova a girarsi il numero 7 del Veneto, serve Orecchia che prova a allungarsi il pallone e superare Napolini. Fa muro, sarà rimessa laterale ancora per l'Umbria con Napolini. Se la porta direttamente fuori Lavagnini. Rimessa laterale in zona d'attacco per il Veneto. Tentativo dalla distanza questa di Baccarin, pallone che finisce direttamente sul fondo. Possesso ora vanificato quello dell'Umbria dall'elevato pressing della formazione Amaranto. Attenzione, da solo Baccarin spreca l'occasione del 5-0. Tira alto sopra la traversa in solitaria. Altra occasione che si aggiunge a quelle del primo tempo da parte del Veneto. Tentativo di verticalizzazione, quello di Napolini. Ora Anselmi, ancora Napolini. Cercare Lavagnini di nuovo dalle parti di Anselmi, ma riconquista palla Orecchia e serve Jeong, che prova a superare Lavagnini. Si porta il pallone lateralmente. Possesso che torna ai blu. Verticalizzazione sventata da parte di Jeong, che ritorna adesso in possesso il numero 3 del Veneto, che si accentra, prova la conclusione. Murata da Anselmi e da Napolini. Calcio d'angolo in favore del Veneto. Fuori aria Omrane, si prova ad accentrare, finta sul tiro, si porta sul mancino. Muro quello di Lavagnini, contropiede dell'Umbria, non ce la fa Porzi. Prova ora Jeong a ripartire, se la porta lateralmente ancora. Rimessa laterale in favore dell'Umbria. Napolini. Anselmi va dalle parti di Porzi, che difende ora il pallone, si accentra, prova la conclusione. Ci mette le manone Ballerini. In calcio d'angolo ancora
il numero 10 dell'Umbria nel tentativo dalla distanza, in qualche modo prova Recchi ad uscire, possesso che rimane ancora in favore dell'Umbria dopo una serie di contrasti al limite dell'area. Recupera palla Jeong che prova a sfondare, commette un'infrazione il numero 6 dell'Umbria, Lavagnini. Nel frattempo tanti cambi di formazione da parte del Veneto, che riprenderà quindi la gestione del gioco con questo calcio di punizione proprio a servire Olivotto, che ritorna dalle parti di Luca. Olivotto allarga su Chechin che si accentra, ancora Olivotto dalle parti di Luca che si accentra, Chechin non riesce ad agganciare, rimessa laterale per l'Umbria. Anselmi prova la verticalizzazione, intercettata da Luca, ancora Chechin, scambio tra i due, cosa ha salvato il portiere dell'Umbria, Ficola sul tentativo di Luca, bravo a chiudere il numero 1 dell'Umbria. Punteggio che rimane quindi sul 4-0. Abbiamo costruito un'azione strepitosa il Veneto con Chechin e Luca. Gestisce ora Ficola nel tentativo del rilancio, cercare il proprio numero 4 Girolami, che commette fallo. Ancora Luca, lo scambio con Chechin, tentativo del numero 10 del Veneto, vanificato dal muro da parte di Gurski. Ancora Luca, il duello che si ripete con Gurski, prova ad accentrarsi il numero 10, serve De Faveri, gestisce ora Olivotto con Luca che torna indietro da Chechin. Libero da solo Olivotto sulla fascia laterale, in conclusione e sfonda la porta. 5-0 per il Veneto in solitaria. Olivotto trova l'incrocio dei pali a 10 minuti e 34 dalla fine della partita. 5-0 Veneto. Gestione ancora da parte del Veneto con Olivotto che torna indietro da Luca, gestisce dalle parti di De Faveri che prova a superare Anselmi. Ancora gestione, perde palla Anselmi, Luca centralmente non riesce a trovare la porta e respinge Anselmi lateralmente. Gestisce nuovamente il Veneto con Chechin, scambia sempre con il solito Luca, gira dalle parti di Olivotti, guadagna una rimessa laterale il Veneto che rimane comunque in possesso e in gestione della partita. Tentativo di verticalizzazione a cercare Chechin che torna indietro da Luca, gira verso Olivotti, scambiano ancora con i due. De Faveri verticalizza per Chechin che si è inserito benissimo, la difesa quella del numero 9 Nesta da parte dell'Umbria, chiude in calcio d'angolo Gurski, quindi calcio d'angolo per il Veneto che rimane comunque in attacco. Luca a servire fuori Olivotto che si accentra, prova
a cercare lo spazio, ancora Chechin che guadagna un altro calcio d'angolo e rimane ancora in attacco il Veneto. Tentativo di Luca, tiro leggermente sporcato, non colpisce benissimo il numero 10 del Veneto, pallone insidioso che finisce sul fondo. Ficola era in controllo, ancora Veneto in attacco dopo il rilancio dell'estremo difensore dell'Umbria. Alto calcio d'angolo sempre con Luca a servire fuori Olivotto, prova a cercare lo spazio, serve proprio sulla fascia Luca, ancora Ficola a dir di no e può ripartire adesso l'Umbria, ma sventa tutto Chechin, ritorna in possesso con Luca centralmente, ancora Chechin, scambia con Luca, tentativo di superare Nesta, possesso che viene gestito in questo caso da Ballerini, ricomincia Olivotto, si ripropone Chechin che viene servito, anche Luca, tentativo di sponda con il tacco sinistro, rimessa laterale ancora per il Veneto che gestisce Olivotto, pressing alto dell'Umbria, verticalizzazione a cercare proprio De Faveri, pallone che arriva tra le mani di Ficola, prova adesso Lavagnini sulla fascia laterale a sfondare, Lavagnini prova, sarà rimessa laterale, intervento quello di Olivotto, prova adesso Lavagnini a sfondare, perde però il pallone che viene recuperato da Luca, serve Chechin che va dall'altra parte dove c'è Olivotto che colpisce male il pallone, morbido centrale, sbaglia invece ancora una volta il capitano dell'Umbria Lavagnini, ma sbaglia a sua volta Olivotto, rimessa laterale in favore dell'Umbria che cambia il portiere, è uscito Ficola, è entrato Leoncini, nel frattempo Umbria in attacco, tentativo di Giurski di concludere la rete, il pallone rimane centrale, ancora Umbria in attacco, recupera palla con Giurski che non riesce a girarsi e se la porta lateralmente, rimessa laterale in favore del Veneto. Recchi a cercare Omrane, commette fallo, trattenuta ai danni di Nesta che adesso batte e sbaglia il controllo, però Ricci che regala ancora il possesso al Veneto, prova il tentativo e ci mette il piedone, pallone che rimane comunque in uscita, ancora Omrane che prova la giocata di tacco ma non riesce, rimpallo favorevole ancora in attacco il Veneto, ha recuperato la sfera Recchia che serve per Azzetta che insacca il gol del 6-0 da parte del Veneto a 7 minuti e 22 secondi alla fine di questo match, vantaggio di +6 degli Amaranto ai danni dell'Umbria che adesso è in netta difficoltà. Omrane, ennesima occasione per il numero 7, sventata dal neoentrato Leoncini da parte dell'Umbria. Ancora verticalizzazione a cercare Omrane, prova adesso Gurski a uscire, pallone che viene gestito adesso da Bonucci, ancora Gurski, ancora a cercare Napolini, la sfera arriva direttamente a Leoncini che verticalizza, a cercare la sponda, quella di Bonucci su Gurski che si porta il pallone però sul fondo, cercato la giocata di seconda intenzione, stop e girata, in mezzo si era proposto Ricci in area di rigore, sbaglia qui il rilancio Savarino,
rimessa laterale che comunque rimane in favore del Veneto. Ancora Savarino, verticalizzazione sbagliata, recupera palla adesso l'Umbria, cercare Giurski, scambiano Savarino e Recchia, si ripropone anche Recchia in verticale. Per Azzetta cercare proprio Recchia che serve centralmente Omran, scambiano i due ed è fondamentale la chiusura in calcio d'angolo da parte di Bonucci. Ancora giocata di Recchia a cercare per Azzetta da lunga distanza, strozza troppo la conclusione, pallone sul fondo, manovra ora l'Umbria. Bonucci su Gurski, ancora Bonucci, centralmente servito in qualche modo Napolini che però lascia correre, pallone troppo lungo. Possesso ancora degli Amaranto. Savarino prova in mezzo a due a lanciare Omrane che non riesce a controllare la sfera, però l'ultimo tocco è proprio di Napolini. Sarà calcio d'angolo per il Veneto che rimane in zona d'attacco. Troppo corto il calcio d'angolo di Recchia. Recupera palla ora l'Umbria, tentativo di lancio di Bonucci a cercare Anselmi. Direttamente in rimessa laterale in favore del Veneto. De Faveri. Ora De Faveri che ha scambiato con Luca, si propone Omrane, riceve palla Luca, adesso pressing alto da parte di Bonucci su Luca che riesce comunque a gestire la sfera. Nel frattempo per il Veneto è tornato in porta Pietro Bon e rimane attacco il Veneto, chiusura fondamentale quella di Anselmi. Baccarin sbaglia qui le misure del passaggio. De Faveri, tentativo quello di Anselmi che prova a superare Pietro Bon, ci mette la manona il portiere del Veneto, porta ancora inviolata per gli Amaranto. Ricordiamo sempre in vantaggio di 6-0 a 4 minuti e 50 alla fine di questo incontro. Si è provato Lavagnini, guadagna una rimessa laterale. Si è provato Bonucci a cercare Gurski, pallone recuperato, Luca prova il sombrero, viene atterrato fallosamente dal numero 8 dell'Umbria, Napolini. Calcio di punizione in favore del Veneto. Sul pallone De Faveri, ancora schema, conclusione, salva sulla linea Bonucci, il tentativo di Baccarin, salvato sulla linea Bonucci, potenziale 7-0 del Veneto. Ecco qua Bonucci, servito Lavagnini, il palo a favore e possesso che rimane dei blu. Lavagnini in mezzo a due e viene servito Baccarin, il capitano
mette la firma su questo incontro. 7-0 per il Veneto sull'assist di Luca Baccarin in sacca. 7-0 a 4 minuti dalla fine di questo match. Ancora Veneto in attacco, ultima deviazione, quella sempre del numero 4 Baccarin. Sarà rimessa laterale in favore dell'Umbria, che non riesce purtroppo a creare occasioni offensive. Era partita bene in questo secondo tempo, adesso ci riprova di nuovo con Porzi, ma non riesce a trovare lo spazio giusto e recupera palla proprio il Veneto con Luca, che prova a inserirsi, a trovare spazio in area. Rimessa laterale in favore dell'Umbria. Leoncini ha provato la verticalizzazione. Possesso che torna in favore del Veneto. Baccarin, Luca, la pressione adesso quella dell'Umbria con Anselmi. Baccarin lascia la battuta proprio a De Faveri, adesso scambia con Recchia che torna dalle parti di Pietrobon. Verticalizzazione su Chechin, difende dalla pressione di Napolini, prova anche a verticalizzare, a cercare Baccarin. Rimessa laterale in favore del Veneto, che cambia ancora nuovamente Recchia. Torna dalle parti di Pietrobon. Prova la verticalizzazione verso Baccarin. Esce bene in copertura Leoncini. L'ultimo tocco è di Baccarin. Quindi si riprende con il possesso da parte dell'Umbria. Ancora rilancio di Leoncini a cercare Porzi. Pallone che torna direttamente tra le braccia di Pietrobon. Ancora verticalizzazione a cercare proprio il numero 2 del Veneto, Olivotto. Possesso che torna adesso per l'Umbria. Attenzione all'attacco adesso l'Umbria con Anselmi, che spreca un'occasione d'oro per il primo gol dell'Umbria. Lavagnini aveva servito in profondità proprio Anselmi, che non trova la porta, tu per tu con Pietrobon. Adesso ancora Veneto. Che gestisce, qui c'è costretto al fallo Recchia per la ripartenza di Anselmi. Nesta cerca in profondità Gurski, interviene e ferma l'azione Savarino. E ora può ricominciare con Olivotto. De Faveri prova a cercare in profondità, si era proposto per Azzetta. Gurski prova la Veronica in mezzo a due, recupera palla adesso il Veneto con Olivotto, il fisico contro Gurski, rischia di perdere il pallone De Faveri, lo perde adesso Porzi, il tentativo dalla distanza in scivolata, Savarino chiude il pallone, rimessa laterale. Ancora Umbria, ci prova Nesta, tiro debole bloccato da Pietrobon. Ora Olivotto torna da
Napolini, serve Savarino. Olivotto, De Faveri allarga da Perazzetta che prova la verticalizzazione verso Olivotto, pallone troppo lungo, pallone in rimessa laterale adesso in favore dell'Umbria quando manca un minuto alla fine dell'incontro. 7-0 per il Veneto. Adesso difende palla Porzi sulla pressione del Veneto, si porta avanti Olivotto, Olivotto scarta il portiere Olivotto e salva sulla linea Nesta, purtroppo con la mano, quindi sarà calcio di rigore per il Veneto. Aveva fatto la giocata in scivolata Nesta a salvare sulla linea, l'ultimo tocco con il braccio per il numero 9 dell'Umbria. E adesso sul dischetto Leoncini contro Luca per il potenziale 8-0. Va Luca dal dischetto, spiazza Leoncini ed è 8-0 Veneto a 39 secondi dalla fine di questo match. Gestisce ora l'Umbria in questi ultimi secondi. Gurski che ha scambiato proprio con Ricci, verticalizzazione a cercare Porzi. Di nuovo possesso Veneto, prova a dribblare, conquista palla Porzi che prova a concludere la rete e salva ancora Pietro Bon sul tentativo di Ricci. E ancora Veneto in attacco, servito, però ha provato a scambiare con De Faveri, finisce qui, vince il Veneto 8-0 contro l'Umbria. Vi ricordo questa sera TDR Show alle ore 20 sul canale della Lega Nazionale Dilettanti con approfondimenti e ospiti sul torneo delle regioni. Da Bellaria, Veneto 8, Umbria 0. Un saluto e una buona giornata.